Un momento importante per il settore delle foreste veneto, la presentazione per la prima volta dello stato di salute, del rapporto sullo stato di salute dei boschi e delle foreste in Veneto a cura di Veneto Agricoltura. È stato presentato qui alla Corte Benedettina di Legnaro. Andiamo a sentire il direttore Nicola Dall'Acqua. Lo stato delle foreste del Veneto potrebbe essere detto che siamo insomma, un aspetto mediocre in questo momento delle foreste. Abbiamo dei punti di eccellenza, veramente dei grandi punti di eccellenza, però comunque è evidenziato da questo stato delle foreste e della filiera del legno che comunque in Veneto manca ancora molta della filiera del legno. Potrebbero essere sfruttate meglio l'aspetto biomasse, ma anche un aspetto qualitativo del legno. Ci sono eccellenze importanti, ci sono aziende che hanno capito che il marchio Veneto, il marchio di qualità di alcuni dei boschi del Veneto sono molto importanti, ma siamo solo agli inizi. Diciamo che con l'emergenza Vaia ci siamo un pochettino svegliati da questo torpore, abbiamo visto quali possono essere le vere produzioni del legno del Veneto e Veneto Agricoltura, su chiaramente indicazione della Regione Veneto, si sta adoperando per cercare di capire quali sono le problematiche. La fotografia che presentiamo oggi è un inizio, è la prima volta che viene fatta una fotografia così dettagliata ed è la prima volta che viene unita quella che è la parte agronomica del bosco con quella che è la parte imprenditoriale della filiera, ma è solo una fotografia, deve essere continuamente aggiornata e dobbiamo cercare di capire quali sono i punti di debolezza ancora di questa filiera, che ce ne sono ancora tanti. Per quanto riguarda la gestione del bosco è importante l'aspetto formativo e Veneto Agricoltura con le giornate proprio in campo che abbiamo seguito e stiamo vedendo le immagini, ne ha fatto davvero un punto di partenza. Certo, il primo tassello, cominciamo a formare i formatori, cominciamo a formare quelli che chiamo i professori dei boscaioli, anche per cercare di cominciare a gestire bene le nostre foreste. Adesso però l'ente pubblico deve guardare un pochettino avanti, diciamo la formazione Veneto Agricoltura ce l'ha anche nelle sue corde, quindi è stata anche una cosa piuttosto semplice, adesso il difficile è metterla in campo, la produzione di legno, la produzione di biomasse e cominciare a ragionare su una qualità dei boschi diversa da quella che abbiamo trovato attualmente. Fondamentale, pensiamo, il prossimo step è la creazione dei consorzi forestali, cioè cerchiamo di unire i proprietari dei boschi per cercare di aumentare la superficie a disposizione e cerchiamo di fare delle filiere vere e proprie, quindi ci saranno dei consorzi che si dedicheranno soprattutto alle biomasse e dei consorzi che si daranno a qualità invece di essenze che vanno bene per la filiera falegnamerie, produzioni di mobili, parquet e quant'altro. Quindi questo è il secondo aspetto, penso che questo sia il più complicato, il più difficile, soprattutto perché veniamo da una tempesta Vaia e da una tempesta ancora peggiore che è quella della pandemia. È un documento molto importante, per la prima volta viene fatta una ricognizione così accurata, così anche scientificamente fondata, con indicatori e con modelli concettuali di riferimento per rappresentare la ricchezza, l'importanza del patrimonio boschivo e forestale del Veneto a 360 gradi, quindi in tutte le dimensioni di interesse. È un documento che ci offre una base informativa e di dati ampia, ricca, aggiornata su cui continuare a progettare gli interventi pubblici di governo del patrimonio boschivo e forestale. Il ruolo della Regione a partire da questo rapporto quale sarà, soprattutto in termini di relazione con le comunità che vivono nelle vicinanze, insomma, delle foreste? Siamo all'inizio di una legislatura regionale, quindi siamo nel momento in cui si può impostare anche una serie di azioni con un orizzonte di respiro quinquennale che consente anche di vedere i risultati che si realizzano. Quindi partendo da questa base informativa il metodo di lavoro sarà quello praticato in questi anni, quindi di un dialogo continuo e fecondo con gli enti locali, con le associazioni
di categoria, con i produttori e con chi utilizza e vive la foresta nel quotidiano per realizzare azioni concertate che possano mettere ancora maggiormente a valore il patrimonio che abbiamo. Come andrà aggiornato il rapporto e come andrà adattato nei prossimi anni? Veneto Agricoltura è una struttura molto ricca di professionalità e di capacità e quindi è certamente il fulcro di questo lavoro. Però diciamo che il tema in generale dell'informazione ambientale e territoriale è un tema che necessita di interazione tra soggetti. Ci sono informazioni e conoscenze che stanno anche al di fuori del perimetro pubblico in senso proprio, quindi sempre più Veneto Agricoltura potrà essere un hub sul quale far confluire informazioni prodotte anche da altri soggetti pubblici ma anche privati. Vincenzo D'Agostino, direttore Dipartimento TESAF Università di Padova, una collaborazione importante nella stesura del rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto. Beh, è una collaborazione importante perché noi siamo un dipartimento corale. Dentro il mio dipartimento ci sono anime diverse ma che in qualche modo tutte lavorano e contribuiscono come lavoro di squadra a studiare, monitorare e fare didattica sul settore forestale. Quindi noi diamo un contributo sulla silvicoltura e l'assestamento forestale, diamo contributo relativamente alle policy di gestione forestale, alla valorizzazione del prodotto, alla valorizzazione del legno, ma non solo, a tutto ciò che può derivare da un uso sostenibile del bosco, perché sempre di più si sta valutando la funzione turistico-ricreativa del bosco, sempre più si stanno valutando prodotti legnosi e non legnosi. Quindi intorno al bosco girano una serie di componenti che dentro questo rapporto secondo me si colgono molto bene. E poi non dimentichiamoci, abbiamo vissuto la settimana scorsa i disastri che sono successi in Germania, Belgio, Olanda, la funzione di protezione idrogeologica del bosco, perché in fondo, se ci pensiamo, intorno alle foreste gira veramente la protezione del nostro territorio. Vaia ha rappresentato boschi abbattuti, ma anche ha rappresentato una forte minaccia dal punto di vista idrogeologico. Se vi ricordate, abbiamo raggiunto venti intorno ai 200 km/h, precipitazioni di 500-600 mm nei 2 o 3 giorni. E oltre a vederci una ventina e passa di milioni di metri cubi di pianta a terra, abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto i nostri corsi d'acqua chiusi, ostruiti dal legno che era a terra, quindi sempre più abbiamo capito che la visione deve essere completa, conoscendo dove sono le foreste, come sono gestite le foreste, quali sono le zone di vulnerabilità, su quali possiamo intervenire e anche, bisogna dirlo, su quali parti è più difficile intervenire e bisogna magari mettere in atto delle strategie di pianificazione territoriale.